Ciao New Venice da Sir Oliver Scardi. Se qualcuno mi chiede cosa ne penso e da che parte sto per quanto riguarda il referendum Venezia-Mestre, io vi dico questo, non posso schierarmi. La politica territoriale di oggi a livello nazionale è ridotta a un semplice mercimonio, è solamente un comitato d'affari. Fa affari solamente chi che fa affari. A Venezia, per esempio, stanno sfrattando gli ultimi veneziani. I veneziani non hanno diritto a un cazzo, perché conta gli affari, giustamente. E se non ti fa affari, ti ha poco da reclamare i tuoi diritti. I diritti al giorno d'oggi sono stracciati, i diritti acquisiti sono una prerogativa solo dei politici, i cittadini normali no. Andiamo avanti. Il lavoro al giorno d'oggi è ridotto a sfruttamento della persona. I lavoratori vivono una condizione da prigionieri. La situazione rasenta la schiavitù, visto che non hanno possibilità di scelta e vivono di una legislazione imposta dall'alto. Non c'è più libertà di scelta per quanto riguarda il mondo del lavoro. Andiamo sempre avanti con la tecnologia, siamo bombardati dalle tecnologie e gli esseri umani si stanno macchinizzando completamente, i rapporti umani si stanno andando a farsi friggere, viviamo solo di rapporti basati sulla convenienza. Ma nonostante tutto questo abbiamo i politici italiani più ben pagati del mondo e questo ci dovrebbe rendere felici. E quindi cambia i tempi, cambia i quadri, cambia le forme, non cambia i furbi e neanche a chi dorme. Per quanto riguarda il referendum, tacchevio al tram. E per quanto riguarda il vostro algoritmo, ficchevio in cura. Sarò Oliver Scardi, se la vi. Ciao.